Nuovo vlog, altra giornata molto, aspettate, ce la posso fare, nevosa. Adesso io mangio e ho fatto questo è un filetto di trota salmonata. Spero di aver tolto tutte le spine, spero. Vabbè, adesso mangio. È giovedì mattina, devo andare fuori a togliere la neve perché è caduta dal tetto. La terrazza era pulita, ma la neve è caduta, quindi si è riempita di nuovo la terrazza. Uffa, oggi è una giornata grigia, per il momento è grigia, però è luminosa, cioè è grigia ma è luminosa, non sta nevicando. Io direi che per quest'inverno basta così, la neve non ne serve altra. Vero Pepe, confermi? Confermi? Vero che confermi, non ne serve più di neve? Io. Adesso io vado di là, chiudo le finestre e poi devo per forza fare sto lavoro della neve, che non ho voglia ma devo fare. Bue è qua, ma ha giocato con qualcosa? No? Ah, forse ha ancora fame. No, i giochini sono ancora lì. Adesso gli do la pappa allora. Tu cosa vuoi fare? Andiamo qua? Fare le unghie? Sì, fare le unghie. Vai. Vai a fare le unghie. Vai a fare le unghie. Vai a fare le unghie. No? Qua. Guarda. Guarda. Poppy? No, niente. Adesso è un gatto da tartufo adesso. Chissà che odore ci sarà mai qua sul pavimento. Ma cosa hai fatto? Cos'è che hai fatto? Tu? Cosa hai fatto? Sapete cosa ha fatto? Si è rubato dallo stendino la mia canottiera prendendola da qua. Sapete perché? Perché lui ama ciucciare, mangiare tutte queste cose, cordoni, cose così sottili. E lui si è rubato la canottiera. Per fortuna l'ho beccato in tempo. Non è normale sto gatto, no, non è normale. Comunque oggi il tempo è così schifo. Devi uscire? No, adesso devi mangiare. Pippo non è stato tanto bene ieri. Oggi non so se provare a dargli da mangiare. Adesso vedo cosa fare. E niente, io devo fare colazione. Pepe, lascia stare i pezzi di legno. Mamma mia, sta diventando impegnativo sto gatto, Sempre peggio. Hai fame? Vuoi mangiare la pappa? La pappa. Ma sei sicuro? Va bene. La pappa. Sì. 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 Dov'è la pappa? Fammi vedere. Dov'è? Un po' è qua, vero? Qua dentro. E un po' è di qua. Ma di qua c'è quella di Bue. Sì. Di là c'è quella di Bue. Ah, si è alzato anche Kitty. Ciao Kitty. Io non ho più registrato niente. Mamma mia, non riesco, vi giuro, non riesco più a fare i vlog. Non riesco a registrare, non ho neanche... Perché la mia vita è sempre quella. Lì lo vedete cosa faccio nei vlog. Più che magari passeggiare un po' per variare un attimino la giornata, ma i miei video sono sempre uguali. E quindi ultimamente sto un po' pensando, ma ha senso continuare con questi video tutti uguali? So che faccio compagnia, per quello continuo, ma secondo me il mio canale dovrebbe prendere una qualche direzione, con un po' di senso. No, in realtà ce l'hanno senso questi video, è come vivere la vita insieme a me in sostanza, e hanno anche il senso di tenere compagnia alle persone che magari sono sole. E so che tra di voi ce ne sono, però alle volte mi viene da pensare, ma ha senso continuare? Non lo so. Vabbè, io ci provo, magari non usciranno sempre video, ne usciranno di meno, però ci provo, ecco, provo a continuare questa cosa. Non voglio lasciare il canale, non voglio chiuderlo, però devo un attimo capire come strutturarlo forse un po' meglio. Non so, una volta variavo un po' di più, adesso sono sempre questi video. Oggi ho rifatto le unghie e ho fatte così.
Questo è quel colore che sembra nero, barra, sì, sembra quasi nero, non è marrone, ma è un rosso violato, no, un rosso, non lo so, con i glitter già incorporati all'interno. Cioè sono glitter rossi. Qui l'ho messo benissimo, qui l'ho messo di merda. Qua ho sbavato ovunque. Vabbè, ho cercato di ripulire, ma no, ho sbavato ovunque. Vabbè. Niente, quindi le mie giornate passano così. Poi se c'è brutto tempo non esco di casa e quindi video non ne faccio. Mentre se vado a passeggiare mi fa piacere anche farvi vedere dove passeggio, il panorama, cosa c'è attorno, insomma. Ecco, quello ha un po' più senso, però domani mattina in teoria uscirò, quindi nel caso dopo questa clip vedrete me domani mattina e anche che uscirò per fare una passeggiata. In realtà dovrei andare in posta. Lunedì avevo fatto l'ultima passeggiata, che ero andata a vedere la fiaccola, ecco, e poi basta. Martedì mi ero dedicata alle cose di casa, mercoledì, giovedì aveva nevicato, oggi è venerdì e quindi vediamo. Domani in teoria vorrei uscire. Volevo solo aggiornarvi, dirvi che sono viva, sì, sono viva, ma che sono un po' persa nella vita di tutti i giorni. E, boh, adesso mi faccio una doccia. La tinta non l'ho ancora fatta, no, non ho neanche ancora fatto quella, ce la farò prima o poi. La prossima settimana inizieranno le Olimpiadi, sì, la prossima settimana, per me è la prossima, per voi in realtà saranno già iniziate probabilmente, e staremo a vedere che casino ci sarà. Intanto mi faccio una doccia, ci vediamo domani. Sì, è il giorno dopo e no, non sono andata da nessuna parte. Sono le 11 e qualcosa e sono ancora a casa perché ne ho approfittato per fare il cambio lenzuola, che di solito lo faccio di venerdì o sabato. Oggi è sabato e quindi l'ho fatto oggi. Ho fatto cambio lenzuola, le ho già stese, ho già rifatto il letto perché comunque aveva preso abbastanza aria già. E niente, adesso mi sono messa qua al sole con Pepe. Ma Pepe si è aggiunto perché non c'era, ero da sola. Vabbè, comunque noi ci prendiamo un po' di sole, vitamina D sulla faccia, vedi? E niente, e questo è il mio sabato mattina. C'è una nuvoletta piccola piccola proprio sotto il sole. C'è qualcuno. Sentivo camminare giù di sotto un cane libero, tranquillo. Ah, il cane dov'è? Quello che vi dico sempre, non c'è più rispetto di niente e di nessuno. Sì, vista, ma era già la via in fondo e il cane era qua sotto. Ecco, quello che vi dico sempre, cani completamente liberi, senza controllo. Se vedete la faccia un po' scura o un po' arrossata è perché oggi ho iniziato ad utilizzare un nuovo siero. L'ho comprato, non è una collaborazione, ma un siero per minimizzare pori, per migliorare la grana della pelle, per migliorare anche le piccole rughette, anche se in realtà io le rughe ce l'ho qua, quindi quel siero non si può applicare intorno agli occhi, quindi in realtà le rughe forse qua, boh, non lo so, aiuta a combattere l'invecchiamento della pelle, ma più che altro per i pori dilatati, perché io ho dei pori che sembrano crateri. In generale io ho una pelle che non è bellissima, ma è proprio genetica, così, cioè è proprio di famiglia, non posso farci niente. Quindi ho messo quel siero che è al retinolo e applicando quel siero c'è la possibilità che la pelle si arrossi un pochino. E applicato quel siero bisogna mettere la protezione 50, infatti ho la protezione 50 sulla faccia. Ma ve li posso anche far vedere sti prodotti, che tanto il siero è questo, al retinolo, qua. E la crema, questa è una crema viso idratante con SPF 50 UVB e UVA. Al siero al retinolo, che questo c'è scritto siero antisegni con retinolo con 3 ceramidi essenziali. Questo bisogna abbinarlo per forza a una protezione 50,
perché la pelle diventa più sensibile. Ho preso questi due prodotti, marchio molto buono, quindi non ho dubbi che funzionino, però ecco, no, dai, prima era arrossatissimo, adesso no. Perché comunque è un prodotto che non ho mai usato e quindi avendo la pelle sensibile che basta che faccio rimane il segno rosso. Io mi sono ricordata di avere questa sedia sdraio e qua si sta benissimo, benissimo. E quindi non sono uscita. Sono qua che mi rilasso al sole, che meraviglia. Adesso tolgo anche gli occhiali così, perché sennò mi rimane tutto il segno degli occhiali. L'arietta è fresca, però chi se ne frega, che bello. Altro che andare a camminare, mi rilasso qua al sole io. Che fai? Sei matto? Stavi giocando? Continua a aver batte sulla porta. Eh sì. Bello. Pippo è qua sotto. Ciao Kitty. Ciao Kitty. Ciao Kitty. Ciao Kitty. E dolcezza. Ciao. Che bel micio. Che ruffiano. Che ruffiano. Qua sopra c'è Pepe. Ciao Bubu. E lì Animal Crossing. Questa sera mi rilasso un po', però gioco con la TV, cioè aia la schiena. Oh, mamma mia. Mi metto a giocare sulla TV. Di solito gioco con la Nintendo normale, però stasera faccio così. Mi dà fastidio la TV, a me non piace tanto, sinceramente. E alle Iene fanno sempre gli stessi servizi, hanno fatto anche il servizio riguardante il bambino. Non so se l'avete sentito, ma è una cosa ridicola, veramente assurda. Non ne parlo perché potrei dire cose che non dovrei dire. Non ne parlo, ma è veramente una situazione ridicola. Cioè, hanno ingigantito veramente la cosa in una maniera impressionante e non mi piace, cioè, proprio zero. No, vabbè, detto ciò, mi metto a giocare. Domani mattina forse, spadiglio a parte, forse andrò a fare una camminata, una passeggiata in realtà, camminata. Però camminata mi sa più da andare nel bosco, passeggiata sulla ciclopedonale, ci sta. Camminata mi sa proprio da bosco, da montagna. Comunque domani in teoria sì, uscirò. Poi domani mattina non so se sarò della stessa idea, ma... Boh, vi abbandono, ci vedremo probabilmente o nel prossimo video o forse nella prossima clip. Non sono sicura, non so a che punto sono arrivata con questo vlog, quindi o a dopo oppure al prossimo video. Oh, ma la comodità dormire così però, eh? Cioè, come si fa a dormire così? Ma guarda come sei messo. Ma la cuccia è quella, ecco, bravo. Sei rientrato in sede. Pipo, tuo amico non è normale. Di qua continuano a far rumore a mezzanotte, io non capisco. Cioè, con tutto il pomeriggio, tutta la sera a disposizione a mezzanotte. Cioè, è assurdo. Io adesso vado a dormire.